22 marzo del 1917, sull'Avanti, Gramsci scrive una recensione sulla rappresentazione che si era tenuta a Torino, Teatro Carignano, di Casa di Bambola di Ibsen. Le sue riflessioni riguardano il rapporto fra uomo e donna e in particolare il ruolo che la donna svolge all'interno della società, con una particolare attenzione a quel determinato periodo storico. Siamo quasi alla fine della Prima Guerra Mondiale e, come vedremo, Gramsci cerca di fare una riflessione anche sul mutamento del ruolo della donna all'interno della società italiana proprio in seguito all'evento bellico. Per iniziare vorrei partire da questa riflessione. Gramsci scrive: l'unica forma di liberazione femminile che è consentito comprendere al nostro costume è quella della donna che diventa cocotte. La pochade è davvero l'unica azione drammatica femminile che il nostro costume comprenda, il raggiungimento della libertà fisiologica e sessuale. Non si esce fuori dal circolo morto dei nervi, dei muscoli e dell'epidermide sensibile. Questa considerazione, che può sembrare moralistica e che si trova anche nei quaderni, deve invece, secondo me, essere interpretata in un altro modo. La donna è, per molti, purtroppo, un puro e semplice oggetto sessuale o una proprietà, e quindi rientra all'interno di una concezione molto borghese, direi quasi capitalistica. È un possesso, alle volte è una merce. Pensiamo al fenomeno assai triste della prostituzione, soprattutto quando questa naturalmente è forzata. E quindi, secondo Gramsci, la guerra in realtà non avrebbe modificato più di tanto i rapporti tra i sessi all'interno della società. Lei infatti scrive: non si è fatto un gran scrivere in questi ultimi tempi della nuova anima che la guerra ha suscitato nella borghesia femminile italiana, giudicandola però retorica fondamentalmente. Lui dice che si è esaltata l'abolizione dell'istituto dell'autorizzazione maritale come una prova del riconoscimento di questa nuova anima, ma l'istituto riguarda la donna come persona di un contratto economico, non come umanità universale. È una riforma, dice Gramsci, che riguarda la donna borghese come detentrice di una proprietà e non muta i rapporti di sesso e non intacca neppure superficialmente il costume. Quindi il problema non è tanto di riconoscere determinati istituti giuridici come il pieno possesso della proprietà anche alla donna, ma evidentemente è quello di capire il reale rapporto fra uomo e donna, anche se certamente il contesto storico e anche quello economico ovviamente condizionano pesantemente questo tipo di rapporti. Secondo Gramsci, questo rapporto non è stato mutato. La donna, dice lui, nei nostri paesi, la donna che ha una storia, la donna della famiglia borghese, rimane come prima la schiava, senza profondità di vita morale, senza bisogni spirituali, sottomessa anche quando sembra ribelle, più schiava ancora quando ritrova l'unica libertà che le è consentita, e cioè la libertà della galanteria. Rimane la femmina che nutre di sé i piccoli nati, la bambola, più cara quanto è più stupida, più diletta ed esaltata quanto più rinunzia a se stessa, ai doveri che dovrebbe avere verso se stessa per dedicarsi agli altri, siano questi altri i suoi familiari, siano gli infermi, i detriti dell'umanità, che la beneficenza raccoglie e soccorre maternamente. L'ipocrisia, dice Gramsci, del sacrificio benefico è un'altra delle apparenze di questa inferiorità interiore del nostro costume. Quindi non si riesce a venire fuori da questa immagine di sottomissione, anche quando la donna svolge effettivamente dei compiti
come quelli legati all'assistenza, che sono evidentemente fondamentali, essenziali all'interno di una società, ma che comunque risultano essere subordinati a un tipo di potere che è tipicamente patriarcale e che anche inconsciamente le donne sembrano perpetuare, nonostante, come ha detto Gramsci, possano anche manifestarsi attraverso la forma della ribellione. E vi ricordo che Jean-Paul Sartre diceva che ribellarsi è giusto ribellarsi alle ingiustizie, ovunque esse si manifestino, e certamente la subordinazione patriarcale della donna all'interno anche della nostra società ce lo fa capire. È un tema importante questo per la liberazione della donna, che non può essere soltanto una liberazione formale, ma che deve essere anche una liberazione sostanziale, e che questa liberazione sostanziale passa anche per l'indipendenza economica, evidentemente, ma anche per un diverso rapporto con l'uomo. È il patriarcalismo che dobbiamo sconfiggere, perché è questo che sta all'origine di questa subordinazione e di questa difficoltà di interpretare un rapporto come un rapporto paritario e non di subordinazione. E questo può anche spiegare il perché gli uomini raggiungano livelli di violenza inaudita nei confronti delle donne fino a spingerli al cosiddetto femminicidio. E questo è molto grave in una società che si dice e che vorrebbe essere più democratica. Le cocotte potenziali, dice Gramsci, non possono comprendere il dramma di Nora Helmar, la protagonista del dramma di Ibsen. E allora chi lo può comprendere, secondo Gramsci? Lo possono comprendere le donne del proletariato, le donne che lavorano, quelle che producono qualcosa di più che non siano i pezzi d'umanità nuova e i brividi voluttuosi del piacere sessuale. Quindi sono quelle donne che nella sostanza delle cose, nella realtà delle cose, e non nel mondo astratto del diritto, lavorano, producono e non sono semplicemente l'oggetto di un piacere sessuale. Secondo questa logica, secondo questa prospettiva che noi dobbiamo porci. E siccome siamo purtroppo, ahimè, all'interno di un conflitto, quello scatenato dalla Russia, bene, il discorso gramsciano si completa con il discorso di questa guerra. Lui è partito dalla prima guerra mondiale, noi, ahimè, stiamo qui a parlare di una nuova guerra che potrebbe diventare anch'essa mondiale, la terza guerra mondiale, nell'anno 2022. È veramente incredibile come l'umanità faccia tantissima fatica a progredire, mentre ci vuole poco per regredire. Grazie.